Il virus è tornato a circolare, c'è da preoccuparsi? Ma sul territorio dell'area metropolitana di Catania in 2 o 3 settimane siamo passati da 3.000 a 11.000 soggetti positivi ufficiali. Poi esiste tutta una serie di persone che fanno il tampone in autosomministrazione e non si denunciano. Questo significa che i positivi in quest'area potrebbero essere il triplo, forse il quadruplo, non lo sappiamo, però è chiaro che la curva epidemiologica sta crescendo in maniera esponenziale e in questo periodo dell'estate, negli anni scorsi, non era mai successo. Omicron 5, caratteristiche della variante, dati sulla sua diffusione. Ma io rispondo col dato di stamattina. In un nostro drive abbiamo un tampone su 2 positivi e il 10% di questi tamponi positivi appartiene a persone fortemente sintomatiche con febbre, mal di gola, artralgie e una spossatezza inusuale. Il monitoraggio resta un fatto importante. State valutando la possibilità di attivare dei drive-in temporanei? In questo momento no, aspettiamo indicazioni da parte della Regione, perché è chiaro che per attivare questi drive-in nei comuni ad alta incidenza di circolazione del virus deve dircelo la Regione se dobbiamo riprendere a fare questi drive-in temporanei. Può essere un'idea e dipenderà molto da quando raggiungeremo l'apice della curva epidemiologica, che è prevista tra 2 o 3 settimane. Le raccomandazioni valgono sempre? Le raccomandazioni del buonsenso sono sempre valide. Il virus circola, noi abbiamo trovato nell'area metropolitana di Catania circa il 40% di Omicron BA5. È una variante estremamente contagiosa, 17 volte più contagiosa rispetto al progenitore, al virus di Wuhan. Significa che la circolazione è altissima e che la contagiosità è altissima, e poi una percentuale dei soggetti che si contagiano si ammalano e qualcuno finisce in ospedale. Quindi noi dobbiamo continuare a tracciare, dobbiamo continuare a far funzionare bene il territorio, perché se il territorio funziona e se funzionano le terapie antivirali profilattiche, significa che avremo una pressione inferiore sulle strutture ospedaliere. Al momento le strutture ospedaliere stanno reggendo. Reggono in provincia di Catania, un po' meno nell'area metropolitana di Palermo, almeno così ci riferiscono le cronache. Dobbiamo stare con le antenne ben alzate per vedere se continuiamo a farcela come è auspicabile oppure se dovremmo riaprire nuovi reparti destinati al Covid. Speriamo di no. Nuova vaccinazione a ottobre? Beh, c'è un annuncio fatto dal vicepresidente di Moderna che afferma che a settembre verrà fuori un vaccino più mirato sulle varianti e quindi più efficace. Vedremo quali saranno le decisioni del governo centrale rispetto a una vaccinazione di massa che potrebbe riguardare tutta la popolazione oppure solo gli over 50. Noi comunque siamo pronti ad affrontare sia la prima che la seconda ipotesi. Il lavoro degli uffici dell'emergenza Covid è costante, è stato costante in passato, è costante adesso ed è stato costante anche in questo periodo, come dire, di calo della vaccinazione. È attivo il call center, il contact tracing, i drive-in tamponi, il punto vaccinale di Via Pasubio e anche le vaccinazioni domiciliari. Certo, noi stiamo chiamando ad uno tutti i soggetti over 80 della provincia che debbono sottoporsi alla quarta dose. Chiameremo poi anche quelli che hanno fatto solo la seconda dose per chiedere loro di completare il ciclo vaccinale. Ovviamente il lavoro dell'emergenza Covid è direttamente proporzionale all'incidenza dei contagi e quindi, siccome aumentano i contagi, il nostro lavoro diventa un lavoro più incessante che dobbiamo continuare a svolgere con lo stesso entusiasmo e la stessa passione di prima, ovviamente per salvaguardare la popolazione. C'è un clima di libera tutti, è un clima che serve solo al virus e quindi l'utilizzo delle mascherine al chiuso nei luoghi di assembramento, a mio avviso, rimane
estremamente necessario e di buon senso.